Esprimo la mia enorme soddisfazione per il concerto d'estate della banda Realmontina. Che dire, noi diciamo sempre di essere nella strada della bellezza e questa lo è, non solo, è anche identità. Ha una storia di 45 anni e promuove il territorio di Realmonte nella giusta maniera. Abbiamo musicisti grandi, ma anche musicisti piccolissimi e questo ci fa onore al maestro Vella, che è il fondatore della banda e colui il quale la porta avanti da sempre. A me corre l'obbligo di ringraziare anche il maestro Alongi, Alessandro e tutti i musicisti qui presenti stasera, gli intervenuti e il territorio. Che dire, l'identità è patrimonio e questa sera è stato un esempio eclatante di memoria e di patrimonio. Nata nel lontano 1979, ossia quindi da 45 anni. È una realtà che ogni anno si espande sempre di più, nel senso che abbiamo l'entrata di nuovi allievi, di nuovi musicisti e che quindi si vede questa crescita che ogni anno appunto si espande sempre. Il concerto di questa sera è stato diretto dal maestro direttore, che è il maestro Domenico Vella, che dirige appunto la banda da 45 anni, e poi abbiamo il nostro presidente, che è il professor Giuseppe Villa, lui è un docente di clarinetto, mentre io sono Alessandro Longi e sono il capobanda, nonché pianista, perché sono anche un docente di strumento musicale nella scuola media.